L'85% dei lavoratori che si relaziona costantemente col pubblico, dagli sportelli alla sanità, dichiara di aver subito aggressioni sul posto di lavoro. Lo rivela un'indagine svolta con un questionario da Legacoop Veneto e INAIL Veneto. L'obbligo deve essere quello di cercare di mettere in atto prassi che esistono per togliere di importanza all'aggressione, cioè in qualche modo fronteggiarla, direi con intelligenza, e evitare tutti quei comportamenti che al contrario possono diventare quasi un innesco di aggressività su aggressività. La realtà è che spesso i lavoratori, per esempio, un'aggressione verbale quasi non la considerano un'aggressione. Siamo in una società che è diventata un po' più vivace e sembra che la diano per scontato, invece è già un segnale sul quale bisogna stare molto attenti e reagire. Da qui nasce un progetto biennale con l'obiettivo di aiutare questi lavoratori e i loro datori a riconoscere e prevenire situazioni e fattori che possano mettere in pericolo la loro sicurezza. Attraverso la comprensione di quelli che sono stati i fenomeni, riuscire a capire quali strumenti psicologici o di organizzazione del lavoro mettere in campo rispetto al fenomeno dell'aggressione in contesti di erogazione di servizi museali o nelle case di riposo o in tutti i contesti dove le nostre cooperative si trovino ad operare. Il profilo della vittima emerso è donna tra i 30 e i 40 anni, per lo più con un'esperienza lavorativa fino a 5 anni e una laurea di secondo livello. Gli uomini aggrediti hanno tra i 41 e i 50 anni, un'esperienza fino a 5 anni e sono in possesso di un diploma di scuola media inferiore. La ricerca ha anche indagato quali siano le emozioni provate dopo un episodio di aggressione. I traumi sono i peggiori, sono quelli nascosti, la paura, lo spavento, il lavoratore che dopo ha paura di stare allo sportello. Le conseguenze sono tante, però numericamente noi ne facciamo una rilevazione in base alle convenzioni europee con determinati meccanismi, per cui dividiamo tra aggressioni che avvengono o comunque incidenti che avvengono a causa di animali, quelle che avvengono all'interno del posto di lavoro, il classico postino che viene morso dal cane, mi viene il primo esempio, quelle che avvengono all'interno del posto di lavoro, quindi tra colleghi che hanno un momento di aggressività, e quelle che avvengono da fuori. Il 57% avviene da fuori.